La posa della pietra di oggi è relativa alla costruzione del secondo stralcio del polo logistico di Codognè. È una struttura che andrà ad ospitare pezzi di ricambio e attrezzature che ci garantiranno una miglior logistica nel territorio, negli interventi di manutenzione e negli interventi di riparazione. Questo consentirà una maggiore affidabilità nel servizio in termini di continuità, di quantità e di qualità dell'acqua offerta ai nostri cittadini. Ecco, una struttura che abbiamo visto essere anche sostenibile, questa è anche la direzione che sta prendendo sempre di più Piave Servizi. Sì, noi quando andiamo a costruire le nostre infrastrutture siamo molto attenti ai criteri ambientali che siano massimizzati e cerchiamo di costruire con materie appunto che possano essere riciclabili e che non creino un domani un rifiuto per il territorio.